Pace del Signore a tutti. Pace del Signore a tutti. Amém. Glória a Dio. Dici glória a Dio perché io sono qui. Amém. Il diavolo non è contento che tu sei qui, ma gloria a Dio che tu sei arrivato fin qua. Al di là di ogni situazione, tu sei qui questa sera. E noi vogliamo cominciare questo culto con una preghiera di ringraziamento al Signore perché Lui ci ha portato fin qua. Alza la tua voce in preghiera in questo momento. Preghiamo insieme. Padre, em nome de Jesus, Senhor, nós innalziamo a Te, Signore, la lode, Signor, l'onore e la gloria, perché, Signore, nós siamo arrivati qua. Signore, al di là di ogni situazione che abbiamo vissuto durante la nostra settimana, Padre, noi siamo qua per adorarti, Signore, noi siamo qua per darti l'onore e la gloria che a Te è dovuta, Signore. Padre, in nome di Gesù, Padre, che questo culto sia un culto, Signore, di trasformazione per la nostra vita, che sia un culto di cambiamento per la nostra vita, Senhor, que sia um culto, Senhor, que possa generar em nós, Senhor, qualcosa de novo nella Tua presença. Padre, benedici questo culto, Senhor, benedici la scuola dei bambini, benedici, Senhor, la scuola dei pretins, Pai, Senhor, que il Tuo movere, Senhor, possa succedere qua in mezzo a noi e possa succedere anche là, Padre, in nome di Gesù, Senhor, benedici la lode, Senhor, benedici la parola che sarà predicata, Senhor, benedici ogni cosa che sarà fatta oggi, Senhor, che sia tutto fatto per il Tuo onore e per la Tua gloria, Signore. Grazie, Signore, per questo privilegio, grazie per la Tua presenza, grazie perché noi sappiamo che Tu sei già qui, Signore. Grazie, Signore, grazie, Signore, grazie. Nel nome di Gesù noi preghiamo. Amém. Tu puoi applaudire il nome del Signore? Alleluia. Cantiamo a questo Dio che è vivo, che regna nei nostri cuori. Tu puoi alzare la voce e cantare a questo Dio vivo.
declariamo forza, onore, potenza a questo Re che vive, regna nel nostro cuore. Non c'è un altro come te, regna sulla terra sempre. Signore, noi vogliamo dichiarare che tu sei santo. Signore, noi vogliamo dichiarare che tu sei grande. Signore, noi vogliamo dichiarare, Signore, dichiarare che la potência dell'inferno non può contro la nostra vita, porque tu sei a nostra força, tu sei il cambiamento que nós abbiamo bisogno, tu sei a trasformazione che noi abbiamo bisogno. Ah, Spirito Santo, eu te chiedo in questo momento di lavorare nei nostri cuori. Ah, Spirito Santo, io so, Signore, che tante cose sono successe questa settimana. Tante cose sono successe questa settimana, ma il tuo Spirito Santo è qui questa sera. Il tuo Spirito Santo è qui per lavorare questa sera. Il tuo Spirito Santo è qui per cambiare questa sera. E comincia a cambiare l'ambiente in questo momento. Comincia a cambiare il nostro pensiero in questo momento. Perché tu sei santo, tu é incomparabile e non c'è nessun altro come te. Non c'è nessun altro che sia pari a te. Non c'è nessun altro che si assomigli a stare alla tua presença. Padre, em nome de Jesus, nós vamos adorar-te, Senhor. Santo Espírito. Amém. All'inizio eri la parola,
lasciato il cielo per trovarmi, per salvarmi è sceso qui. Amore più grande del mio peccato, niente può dividerci, ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù mio Re, ma che nome bellissimo, nulla è pari a te, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù, ma che nome bellissimo, nulla è pari a te, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. La morte ha vinto, il velo hai strappato, la tomba vuota adesso è, il cielo ti adora, proclama la tua gloria, perché risuscitasci vivo sei invincibile, ineguagliabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. La morte ha vinto, la tomba vuota adesso è, il cielo ti adora, proclama la tua gloria, perché risuscitasci vivo sei invincibile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù mio Re. Ma che nome bellissimo, nulla è
a te, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. La morte ha vinto, il velo è strappato. La morte ha vinto, il velo hai strappato, la tomba vuota adesso è il cielo che adora, proclama la sua gloria, perché risuscitaci. Sei, cari, sei invincibile, ineguagliabile, ora e per sempre regnerai. Tu sei il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù mio Re. Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te. Io mi arrendo a te, riconosco che sei il mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare. Io mi arrendo a te, riconosco che
non so come è stata la tua settimana, ma la mia settimana è stata una settimana difficile. Ieri mi sono arrabbiata tanto con Satana che ho detto, per darti fastidio domani uscirò a evangelizzare e convertirò 3 persone solo per darti fastidio, perché ero così arrabbiata con lui. Ero così arrabbiata con lui. E ogni venerdì succede qualcosa. Ogni venerdì succede qualcosa per rattristare i nostri cuori. Ogni venerdì succede qualcosa per pesare i nostri cuori. E prima di salire qua io ho detto, Signore, ho bisogno che tu alleggerisca il mio cuore. Signore, ho bisogno che tu guarisca le mie ferite nella mia anima questa sera. Ho bisogno che tu tolga ogni peso che c'è in me. Padre, ho bisogno per adorarti. Signore, perché al di là di ogni situazione che noi viviamo, tu continui ad essere Dio. Tu continui a essere Yahweh, colui che può fare infinitamente di più. E non c'è niente che può fermare. Noi possiamo dichiarare come Paolo, so vivere nella bonanza, so vivere anche senza quello, ma in tutte le cose io posso in colui che mi fortifica. Tutte le cose io posso in colui che mi fortifica. Se noi lasciamo che Satana ci impedisca di adorarlo con libertà, se noi lasciamo che Satana, che le cose che lui fa per richiamare l'attenzione della nostra vita ci impedisca di adorare, noi stiamo mettendo la sua attenzione al di là del nostro Dio. E quindi ho detto, oggi sono salita in questo pulpito e ho detto, al di là di quello che tu hai fatto questa settimana, Satana, io sono in questa chiesa. Al di là di questo, i lavori che tu hai fatto, io sono qua. Io sono su questo pulpito. Nulla che tu hai fatto mi ha impedito di salire qua oggi. E io voglio dichiarare nella tua vita, nulla che Satana fa nella tua vita può impedirti di adorare il Signore. Nulla che Satana fa nella tua vita può richiamare più l'attenzione do che la presenza di Dio che è in te, do che la presenza di Dio che ti accompagna. Eu non so cosa è successo nella tua casa, ma nella tua casa c'è lo Spirito Santo di Dio. Non c'è solo le azioni di Satana, c'è lo Spirito Santo di Dio. Nella tua famiglia c'è lo Spirito Santo di Dio. Al di là di quello che Satana hai fatto per rompere ogni collegamento con Dio che tu hai, nella tua casa c'è lo Spirito Santo di Dio. E tu sei qui oggi, e noi siamo qui oggi. E Satana è perso, perché tutto noi possiamo, noi sappiamo vivere nella bonanza, ma anche sappiamo vivere nella provazione. E nulla ci impedirà di adorare il Signore. Nulla ci impedirà di adorare il Signore. Nulla ci impedirà di adorare il Signore. Io voglio che tu ancora dichiari un'altra volta, Yahweh, Yahweh, dichiari un'altra volta. Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, dichiariamo così. Spesso ogni catena sciogli ogni laccio mentre ti adoro. Questa nazione è del Signore Gesù. Questa nazione è del Signore Gesù. Fascia ogni ferita e porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spesso ogni catena sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita
penso che ogni parola che è stata detta fino adesso su questo pulpito sia una parola profetica per la vita di tutti quanti noi. Che nessuna azione del nemico, che nessuna situazione della nostra vita venga ad impedire la nostra adorazione a Dio, venga ad impedire il nostro essere qua oggi e sempre ad adorare il nostro Signore, a piegare le nostre ginocchia davanti al nostro Dio, che è padrone su ogni situazione, che è sopra ogni azione malvagia del nemico. Se tu sei qua è perché Dio ti ha dato una liberazione, perché Dio ti ha guidato fino qua e oggi tu sei qua per ringraziarlo e adorare il suo nome. Amen. E allora io ti invito a fare un applauso al nostro Signore per adorare come meglio merita il nostro Dio. Possiamo accendere le luci, ci sediamo qualche minuto, diamo qualche avviso. State sentendo la presenza dello Spirito Santo in mezzo a noi questa sera? Io sto sentendo lo Spirito Santo che è qua e mi sto rinforzando con le parole e con la sua presenza nel nostro mezzo. Diamo qualche avviso per questa settimana. Allora, come primo avviso, l'evento dei nostri teens il 13 agosto al Lago di Garda alle ore 10, l'evento insieme, tutti i teens sono più che benvenuti a partecipare a questo evento. Sarà sicuramente una giornata di divertimento, di comunione, di fratellanza, ma ancora di più io spero che possa essere una giornata in cui lo Spirito Santo possa parlare al cuore di tutti i nostri teens. Quindi tu che sei un genitore di un teens, trova il modo per far arrivare tuo figlio, tua figlia qua a questo nostro evento il 13 agosto alle ore 10 al Lago di Garda. Dopo di questo abbiamo il nostro evento di tutti i sabati. Non è un evento, è l'inizio dei nostri culti alle ore 19:30 lì nella sala pastorale c'è la nostra sala di intercessione. Ormai forse tutti quanti voi lo sapete, ma è buono ricordare questo momento, perché la sala di intercessione non è solamente per le missionarie, per i presbiteri, per gli operai della Chiesa. La sala di intercessione è per tutti quanti noi. Tutti quanti noi abbiamo il diritto e il dovere di intercedere e pregare per il culto che sta arrivando. Tutti quanti noi abbiamo la necessità di piegare le nostre ginocchia prima che cominci il culto per invocare il nome del Signore su questa chiesa, perché sappiamo e abbiamo già visto l'agire di Dio in mezzo a noi, e io credo che ogni agire di Dio parte da una semplice preghiera. Per questo motivo io voglio invitarti ancora una volta ogni sabato alle 17:30. Tu non pensare che il culto comincia alle 8 o alle 8:05, il culto comincia alle 19. Il culto comincia alle 19:05, il momento in cui tu arrivi qua con la macchina, vieni dentro, bevi un'acqua, parli con i fratelli che ci sono, alle 19:30 poi vai di là, sala di intercessione, hai quei 25 minuti prima di riscaldamento, no? Come i giocatori di calcio che vanno alla partita, fanno il riscaldamento prima, 19:30, sala di intercessione e poi siamo pronti per il nostro culto. Quindi ogni sabato alle 19:30 c'è questo momento, non mancare. Questa settimana riprendiamo con i culti in casa, è stato fermato la settimana scorsa per un'altra attività della Chiesa. Questa settimana riprenderemo, sarà la quinta serie dei nostri culti in casa, cominceremo questa quinta serie, quindi preparatevi perché una delle zone di Verona riceverà il suo culto in casa. Per finire dobbiamo passare un video. Luci per piacere. Non è questo il video.
applausi. Bello questo video. Ok, abbiamo terminato i nostri avvisi. Ti chiedo di alzarti in piedi, facciamo una preghiera per le nostre decime, per le nostre offerte, tutti voi che oggi avete portato la vostra offerta alla casa del Signore. In questo momento hai la libertà di portarla, c'è la nostra sorella Tainara là dietro che ti può aiutare con il POS se tu vuoi fare la tua offerta con il bancomat. Oggi, come sempre, non è una forma per chiedere più soldi, è semplicemente una comodità. Oggi magari non hai portato con te i tuoi 2 euro, i tuoi 5 euro, i tuoi 722 euro, hai la possibilità di portarli con il bancomat. Preghiamo che tutto questo venga usato per il meglio per la nostra opera, fratelli. Abbiamo già visto Dio agire, come vedete ci sono tutti i materiali che stanno sempre, ogni settimana diventano più numerosi là dietro, qua davanti, per la costruzione del nostro tetto. Il giorno 16 agosto, in nome di Gesù, cominceremo ufficialmente i lavori. E oltre a questa parte che è fondamentale per fare questi lavori, che è la parte economica, c'è un'altra parte che è la parte della manodopera. E anche questa è un'offerta che noi possiamo fare al Signore. La Bibbia ci dice di offrire i nostri corpi come sacrificio vivente a Dio. Lavorare per Dio è offrire i nostri corpi come sacrificio vivente. Questo giorno, il giorno 16, il giorno 17, spero che riusciremo a fare tutto in questi giorni, altrimenti prolungheremo anche per il giorno 18 di agosto. Saremo qua in chiesa per fare i lavori del tetto. Per adesso siamo solo in 2, ma in 2 non so se riusciremo a finire in 3 giorni. Per questo io chiedo a ogni persona che ha la possibilità, ogni uomo che è capace di fare questi lavori, anche magari non è già molto esperto ma ha questo desiderio di dare una mano nell'opera di Dio, questi 2 giorni ci sarà una santa convocazione qua in chiesa per fare questi lavori, per fare tutto quanto c'è la necessità dell'aiuto e la manodopera di tutti quanti noi. Quindi tutti voi che avete queste possibilità, il giorno 16 e 17 di agosto saremo qua in chiesa per fare il tetto. Venite a cercare me se volete lasciare il vostro nome per questo giorno, per dare una mano per fare questo lavoro. Preghiamo allora per le nostre decime, le nostre offerte, che Dio possa benedirle, consacrarle, accettarle e ancora di più che Dio possa benedire la casa di tutti quanti noi. Padre, nel nome di Gesù in questo momento portiamo a Te, Signore, le nostre decime, le nostre offerte, Signore, le nostre primizie, tutto ciò, Signore, che Tu hai messo oggi nel nostro cuore di portare alla Tua casa. Io ti chiedo, Signore, in primo luogo che tutto ciò che entrerà possa essere usato al meglio per la Tua opera, per continuare a vedere questi miracoli che stai facendo in mezzo a noi sotto questo aspetto materiale, Signore. Ma io ti chiedo anche, Signore, che Tu possa venire a mettere la Tua mano, Signore, il Tuo Spirito e la Tua presenza sulla casa di ogni persona che è qua presente, su ogni famiglia qua rappresentata, Signore. Vieni a portare la Tua pace, il Tuo amore, la Tua serenità, Signore, dentro le case di questa chiesa, Signore. Io ti prego per questo oggi nel nome di Gesù. Amen. Io credo nel Dio dell'impossibile. Io credo che può fare ogni cosa. Io non vivrò per ciò che vedo. Posso andare oltre col suo potere. In te cadono le mura, porte si aprono. Io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite. Io tutto posso. L'inferno trema al suono della sua voce, non temo le onde della tempesta. La tua voce calma il mare, toglie la paura in me, vittorioso nella battaglia. Non temerò il male perché sei sempre
Possiamo sederci? Podemos se sentar. Voglio chiedere di passare velocemente un video. Gostaria de pedir para passar rapidamente um vídeo. Se non si riesce non si passa il video, non c'è problema. Não conseguimos passar o vídeo, não tem problema. È il bello della diretta. É a parte bela de ser indireta. Ok. Facciamo una preghiera. Vamos fazer uma oração? Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, noi siamo qua riuniti alla Tua presenza e in questo momento noi vogliamo, Signore, ascoltare qualcosa da Te, Signore, una parola che possa dare animo, Signore, alle nostre vite. Io ti chiedo, Signore, che questo non sia soltanto un momento per imparare di più, Signore, della Tua parola, ma che possiamo essere esortati e incoraggiati, Signore, da ciò che il Tuo Spirito oggi vuole dire ai nostri cuori. Io ti chiedo, Signore, di purificare me per essere un vaso, Signore, perché affinché la Tua parola, Signore, possa arrivare ai nostri cuori. Fai lo stesso con Andrea nel ruolo che avrà in questo momento, Signore, per tradurre questa parola affinché tutti quanti noi possiamo uscire pieni del Tuo Spirito questa sera. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Oggi per me non è soltanto un onore predicare la parola, Hoje para mim não é somente uma honra pregar a palavra, ma è un doppio onore mas é uma dupla honra, perché ho la traduttrice più brava e più bella che c'è. Ele tem a tradutora mais bonita e mais brava. Não sou a mais brava, gente. Forse dovremmo lasciare predicare lei e io. Vai para vai trocar de posto. Andrea è un evangelista, André é uma evangelista, una pastora, uma pastora, un'apostola, uma apóstola, una maestra uma maestra nella mia vita. na sua vida. E oggi per me è veramente un onore che sia lei a tradurmi. E hoje para mim é uma honra que seja ela a me traduzir. E per questa occasione presentiamo anche le tazze della Chiesa. Para essa ocasião, nós apresentamos a nossa xícara. Ele viu do Subirá e quis fazer igual. In realtà queste tazze ci sono state regalate dalla sorella dell'Andrea in Brasile. A minha irmã deu pra gente de presente quando a gente foi no Brasil. È da 2 mesi che sono in casa, Há 2 meses mais ou menos que está aí na nossa casa. ma oggi finalmente ci siamo decisi di portarle qua. Mas hoje nós decidimos de trazê-la aqui. Amen. Romani, capitolo 8, versetto 19 è il testo iniziale della nostra parola di oggi. Romanos capítulo 8, versículo 19 é o texto inicial da nossa palavra de hoje. Quanti hanno portato le Bibbie? Quando trouxeram a Bíblia, Bravo Omir, questa Bibbia vale doppio. a Bíblia do Almir vale o dobro. É da irmã da irmã Zilda. No, ma prendendola te hai guadagnato la tua benedizione, hai fatto come Giacobbe. Como ele pegou a Bíblia, ele ganhou a bênção, fez como Jacó. Io leggerò dalla versione nuova riveduta del 2006 in italiano
L'Andrea invece leggerà quasi tutti i testi dalla versione Almeida del secolo XXI in portoghese. Non c'è problema. Anche qualche versione da cui tradurrà l'Andrea è un po' diversa, l'ho cambiata, ho cercato di prendere le versioni più simili a quella che c'è in italiano qua. A versão dele é a Nova Reveduta 2006 e a minha versão que eu vou ler da Bíblia é Almeida Del secolo XXI. do século XXI. Ok. Romani capitolo 8 versetto 19 dice così: poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Ok. Questo versetto Esse versículo è un versetto molto bello, é um versículo muito bonito, ma a cui per dare una giusta interpretazione mas no qual para dar uma justa interpretação, c'è da fare quella che viene chiamata teologicamente temos que fazer aquilo que vem chamado de teologicamente una esegesi biblica. uma exegese bíblica. L'esegesi biblica A exegese bíblica è quel metodo di studio é aquele método de estudo sistematico sistemático che prende il contesto que pega o contexto del versetto o del capitolo che si va a leggere do versículo ou do capítulo que vamos ler e attraverso il contesto generale e através do contexto general dà l'interpretazione del versetto o del capitolo. da interpretação do versículo ou do capítulo. E questo particolare versetto E esse versículo em particular è fondamentale che venga analizzato é fundamental que nós o analisamos attraverso questo metodo di studio, através desse método de estudo, perché questo versetto porque esse versículo, racchiude tutto ciò che questo capitolo dice prima e dopo. esse versículo Comprende? compreende todo o que esse texto vem a dizer. Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Porque a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Per questo motivo io chiedo adesso alla regia se può mettere qua Romani capitolo 8 dal versetto 14 in avanti e leggeremo alcuni versetti. A regia não pode. Ecco. Regia no, è proprio bloccato, ok, quindi O computador tá bloqueado. tu che hai la tua Bibbia hai fatto una buona scelta a portarla oggi. Você que trouxe a sua Bíblia fez uma boa escolha em trazê-la hoje. Romani 8 dal 14 in avanti dice così: Romanos 8, do versículo 14 em avante, diz assim: infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme al nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes um espírito de escravidão para vos conduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também
com Ele sejamos glorificados. Considero que o sofrimento do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, mas por sua vontade, por causa daquele que a sujeitou. Ok, ritorniamo al nostro versetto 19. Questo qua era tutto il contesto all'interno del quale si trova il versetto 19. Voltamos ao nosso versículo 19, esse é todo o contexto onde está escrito o versículo 19. Il versetto 19, ripetiamo ancora, dice: poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. No versículo 19 diz: a criação espera ansiosamente a manifestação da glória dos filhos de Deus. Cos'è la creazione? O que é a criação? Andiamo a capire prima questa parte di questo versetto. Vamos entender a parte desse versículo. La creazione è tutto ciò che Dio ha creato. A criação é tudo aquilo que Deus criou. L'universo, O universo, ogni pianeta, todos os le planetas, stelle, as estrelas, la terra, a terra, i monti, i mari, os montes, o mar, gli animali, gli os alberi. animais, os árvores. Tutto questo è la creazione. Tudo isso é a criação. E perché la creazione sta aspettando qualcosa? Por que a criação está esperando alguma coisa? Perché al pari di noi umani, Por quê? come noi umani, Porque como nós humanos, anche la creazione di Dio também a criação de Deus, è tenuta a lodare Dio. ela quer louvar o Senhor, Deve lodare Dio. deve louvar o Senhor. Il Salmo 148 E Salmo 148 ci dice: lodatelo, gli angeli lodino il Signore, Salmo 148 diz: os anjos louvem ao Senhor, i cieli lodino il Signore, os céus adorem ao Senhor, le stelle lodino il as Signore, estrelas louvem ao Senhor, il sole, la luna, o sol, a lua louvem ao Senhor, la terra lodi a il terra louve ao Signore, Senhor, i monti lodino il os montes Signore, louvem ao Senhor, gli animali marini lodino il os animais Signore. marinhos louvem ao Senhor, Tutte le creature devono lodare il todas as Signore. criaturas louvem ao Senhor. L'ultimo salmo della Bibbia, O último salmo da Bíblia, che è il Salmo que é 150, o Salmo 150, nell'ultimo versetto, que no último versículo, che è il versetto 6, que é o versículo 6, dice così: diz assim: ogni creatura che respira lodi il Signore. diz assim, Alleluia. toda criatura que respira louve ao Senhor. Aleluia. Tutta la creazione deve lodare il Signore, non solo noi umani. Toda a criação deve louvar ao Senhor, não somente nós humanos. Quando Dio ha dato i 10 comandamenti a Mosè, Quando Deus deu os 10 comandamentos a Moisés, Dio ha diviso questi 10 comandamenti in due parti. Deus dividiu esses 10 comandamentos em duas partes. I primi 4 comandamenti, Os primeiros 4 comandamentos, che sono comandamenti di cose che l'uomo deve fare verso Dio. os 5 primeiros comandamentos são coisas que o homem deve fazer Verso Dio. é, Per Dio. para Deus. Mentre gli ultimi 6 Os outros 6 sono leggi morali che l'uomo deve tenere verso l'uomo. são leis morais que o homem tem que ter para Deus, Per l'uomo. para o homem. Nei primi 4 comandamenti, Os primeiros 4 comandamentos, l'ultimo comandamento o último comandamento, dice così: diz assim: ricordati di santificare le feste. lembre-se de santificar as festas. Questo è come noi siamo solitamente abituati a sentirlo, Isso é como nós nos acostumamos a ouvir. ma invece l'ultimo comandamento in realtà dice: Mas o último quarto comandamento, comandamento. na realidade, diz: ricordati di santificare il sabato, lembre-se de santificar o sábado. perché il sabato era un giorno sacro per Dio. Porque o sábado é um dia sagrado para Deus. Pensate che successivamente, Pensem que depois, quando Dio spiega meglio questi comandamenti a Mosè, quando Deus explica melhor esses comandamentos a Moisés, non soltanto dice che l'uomo deve guardare il sabato, não somente diz que o homem deve guardar o sábado, ma tutti i campi, tutta la natura, tutte le coltivazioni, tutta la terra deve guardare il sabato. mas todos os campos, toda a natureza, toda a terra deve guardar. Hã? Guardar o sábado.
Perché tutta la creazione è tenuta ad adorare Dio. Porque toda a criação tem que adorar o Senhor. Ma c'è un problema, Mas tem um problema. perché come l'uomo Como o homem oggi non funziona secondo il disegno che Dio aveva previsto all'inizio, Mas como todo homem não funciona como o desenho que Deus preveu a causa del peccato, por causa do pecado, allo stesso modo anche do stesso modo, la creazione a criação também non funziona come era il disegno di Dio originale. não funciona como é o desenho do Deus original. Questo sempre per lo stesso motivo. Isso sempre pelo mesmo motivo. Quando in Genesi 3 vediamo Adamo ed Eva peccare, Quando em Gênesis 3 nós vemos Adão e Eva pecar, vediamo che Dio non solamente giudica e dà una punizione all'uomo e alla donna, nós vemos que Deus não somente julga e dá uma punição ao homem e à mulher, ma allo stesso tempo mas ao mesmo tempo Dio maledice la creazione. Deus amaldiçoa a criação, dicendo che il suolo sarà maledetto a causa tua. dizendo que o solo, que a terra será maldita por tua causa. Infatti abbiamo letto in Romani 20-21, Nós lemos em Romano 20 e 21, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ora ci sono versioni della Bibbia Tem algumas versões da Bíblia che in questo versetto que nesse versículo dicono che chi ha sottoposto la creazione a questa vanità diz que quem colocou a criação com essa vaidade, no, questa è essere una cosa inutile. Vanità qua è inteso nel senso di essere una cosa inutile. a vaidade é como se fosse uma coisa inútil. Alcune versioni dicono che chi l'ha sottoposta è Dio, Algumas versões dizem que quem fez isso foi Deus, perché Dio ha maledetto la terra. porque Deus amaldiçoou a terra. Altre versioni dicono che chi l'ha sottoposta è Adamo, Algumas versões dizem que quem fez isso foi Adão, perché è per causa di Adamo che la creazione è stata maledetta. porque foi por causa de Adão que a criação foi maldita. In realtà la causa di tutto questo Na realidade, o problema de tudo isso è il peccato. é o pecado. Il peccato è ciò che ha sottoposto la creazione O pecado é aquele que colocou a criação sotto questo malfunzionamento. nesse mau funcionamento. E per questo la creazione sta aspettando qualcosa. E por isso a criação está esperando alguma coisa. Che cosa sta aspettando allora questa creazione? O que está esperando então essa criação? La creazione sta aspettando con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Está esperando com paciência a manifestação dos filhos de Deus. Andiamo a capire adesso la seconda parte di questo versetto. Chi sono i figli di Dio? Vamos entender então quem são os filhos de Deus. Facile, no? Fácil, não? Tutti quanti noi oggi potremmo dire io sono figlio di Dio. Todos nós podemos dizer hoje, eu sou filho de Deus. Giusto? Certo? Voglio farti riflettere però su che cosa la Bibbia ci dice Eu quero fazer você refletir sobre o que a Bíblia diz, a proposito di chi sono i figli di Dio. sobre quem são os filhos de Deus. Il primo versetto che abbiamo letto, Romani 8,14, O primeiro versículo que nós lemos, Romanos 8:14, dice: infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. L'Apostolo Giovanni, in Giovanni al capitolo 1, O apóstolo João, no João capítulo 1, ha dato una prima informazione per capire chi sono i figli di Dio. deu uma primeira informação para nós entendermos quem são os filhos de Deus. In Giovanni 1, dal versetto 11 e 12, dice: egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui,
ma il mondo non l'ha conosciuto. Qua sta parlando di Gesù. Em João capítulo 1, 10 e 12. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Questa parte della parola ci sta parlando di Gesù. Essa parte da palavra está falando de Jesus. Versetto 11. Versículo 11. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Veio para o seu, mas os seus não o receberam. Qua sta parlando dei giudei. Gesù è venuto al mondo, è andato dai giudei, dal popolo di Dio. Aqui está falando dos judeus. Jesus veio ao mundo e foi ao seu povo. Os judeus eram o seu povo. E che cosa vuol dire non l'hanno ricevuto? O que quer dizer que eles não o receberam? Vuol dire che non hanno creduto in lui. Quer dizer que eles não creram nele. I giudei non hanno creduto in Os Gesù. judeus não creram em Jesus. Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, Mas todos aqueles que o receberam, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A quelli cioè che hanno creduto nel suo nome. Aqueles que creram no seu nome. Vedete quello che dice Giovanni in questo versetto. Vejam o que diz João nesse versículo. A chi crede in Gesù, Quem crê em Jesus, Gesù dà il diritto di diventare figlio di Dio. Jesus dá o direito de ser filho de Deus. In alcune versioni la parola diritto è scambiata con autorità. Em algumas versões a palavra direito È cambiata in autorità. ela é trocada em autoridade. In realtà, nella traduzione letterale dal greco all'italiano o al portoghese, Na realidade, a tradução literal do grego ao italiano, la parola giusta è potenza, a palavra certa é potência. ovvero Dio ha dato il potere di diventare figli di Dio. Deus deu o poder de sermos filhos de Deus. E penso che questa sia la parola più adatta, E penso que essa seja a palavra mais adapta. perché come figli di Dio Porque como filhos de Deus, noi siamo potenti, nós somos potentes. perché come figli di Dio Porque como filhos de Deus, noi abbiamo il potere nós temos o poder dello Spirito do Santo Espírito de Deus nelle nostre vite. na nossa vida. Ma indipendentemente Mas independente dal fatto che la parola sia diritto que a palavra seja direito o autorità ou autoridade o potenza, ou potência, ciò non cambia não muda che questa parola dell'Apostolo Giovanni que essa palavra do apóstolo João lascia un forse. deixa talvez. Perché per quanto noi possiamo avere il diritto, possiamo avere l'autorità o la potenza, Porque por quanto nós temos o direito, a autoridade e a potência, questo non per forza vuol dire isso não quer dizer che noi esercitiamo il diritto, la potenza o l'autorità. que nós exercemos o direito, a potência e a autoridade. Avere il diritto a qualcosa, Ter o direito a alguma coisa, avere l'autorità su qualcosa, ter autoridade sobre alguma coisa, non vuol dire esercitare questo diritto, não quer dizer exercitar isso. non vuol dire esercitare questa Não autorità. quer dizer exercitar essa autoridade. E quindi il semplice credere in Gesù O simplesmente crer em Jesus non ci fa figli di Dio, não nos faz filhos de Deus. ci dà il diritto di essere figli di Dio, Nos dá o direito de sermos filhos de Deus, ma non ci fa figli di Dio. mas não nos faz filhos de Deus. Tanto che la parola di Dio dice A palavra de Deus diz che anche i demoni credono in Gesù que os demônios creem em Jesus e tremano davanti a e Lui. tremem diante dele. E i demoni non sono figli di Dio, E os demônios não são filhos de Deus, sono figli di Satana. são filhos de Satanás. Quindi il semplice credere, Então, simplesmente crer per quanto ci possa dare diritto e potenza di essere figli di Dio, pode nos dar o direito de sermos filhos de Deus, non ci dà assolutamente não nos dá absolutamente la certezza di essere figli di Dio. a certeza de sermos filhos de Deus. Ma l'Apostolo Giovanni continua al versetto 13 Mas o apóstolo João diz no versículo 13: dicendo: i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de um homem, mas nasceram de Deus. Questo sì che ci dà la capacità di esercitare il nostro diritto, Isso sim nos dá a capacidade de exercitar o nosso direito. l'essere nato da Dio. Sermos natos de Deus. Che cosa significa Nascidos de Deus.
Che cosa significa essere nati da Dio? O que significa é ser nascido de Deus? 2 capitoli dopo, in Giovanni capitolo 3, 2 capítulos depois, em João capítulo 3, Gesù parlando con Nicodemo Jesus falando com Nicodemos, gli dice: se tu vuoi diventare nuova creatura, se você quer ser nova criatura, tu devi nascere da acqua e da spirito. você tem que nascer da água e do Espírito. Nascere da spirito Nascer do Espírito significa che lo Spirito Santo deve cominciare ad abitare in noi. significa que o Espírito Santo tem que começar a morar em nós. Quando lo Spirito Santo abita in noi, Quando o Espírito Santo mora em nós, allora sì che lì esercitiamo il nostro diritto di essere figli di Dio. quando o Espírito Santo mora em nós ali nós exercitamos o direito de sermos filhos de Deus. Perché quando lo Spirito Santo viene a abitare in noi, Porque quando o Espírito Santo vem morar em nós, ma viene a abitare in noi veramente, mas quando o Espírito Santo vem morar em nós realmente, la nostra vita deve cambiare. a nossa vida deve mudar. Il nostro essere deve cambiare. Nosso ser, nosso modo de viver deve mudar. Quando lo Spirito Santo viene a abitare in noi veramente, Quando o Espírito Santo vem morar em nós realmente, noi non possiamo essere più gli stessi di prima. nós não devemos mais ser os mesmos de antes. Per questo Gesù dice: Por isso Jesus disse: nuova creatura. nova criatura. Nuova creatura significa l'uomo vecchio non c'è più. Nova criatura significa o homem velho não existe mais. Ecco, sono diventato nuovo. Nós nos se tornamos novos. In Romani al capitolo 8, il versetto 5 e 6, poco prima di quello che abbiamo letto, Capítulo 8, versículos 5 e 6, poco prima di quello che abbiamo letto prima, pouco antes daquele que nós lemos antes, ci dice però gli effetti di questo Spirito Santo che abita in noi. diz os efeitos desse Espírito Santo que mora em nós. Quindi se tu oggi non sei sicuro che lo Spirito Santo abiti in te, Então, se você não hoje não tem a segurança que o Espírito Santo mora em você, leggendo questi versetti, lendo esses versículos, puoi venire a capire se lo Spirito Santo abita veramente in te oppure no. você pode entender se o Espírito Santo mora em você ou não. Perché qua vediamo i frutti che lo Spirito Santo produce. Aqui nós vemos os frutos que o Espírito Santo produz. Dice così: infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma che cosa sono queste cose dello Spirito? Andiamo a leggere. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Mas vamos ver o que significa essa obra da carne. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. I pensieri dello Spirito, Os pensamentos do Espírito, i pensieri di chi ha lo Spirito che abita in sé, os pensamentos de quem tem o Espírito Santo que mora em você, sono pensieri di vita e di pace. são pensamentos de vida e de paz. Allora, chi sono i figli di Dio? Quem são os filhos de Deus? Sono coloro che credono in Gesù São aqueles que creem em Jesus e nascendo di nuovo ricevono lo Spirito Santo. e nascendo de novo recebem o Espírito Santo. E come dimostrano che hanno ricevuto lo Spirito E como Santo? demonstram que eles receberam o Espírito Santo? Abbiamo letto in Romani 8,14, Nós lemos em Romanos 8,14. sono guidati dallo Spirito São Santo. guiados pelo Espírito Santo. Che cosa significa che sono guidati dallo Spirito Santo? O que significa que eles são guiados pelo Espírito Santo? Che i pensieri dei figli di Dio Que os pensamentos dos filhos de Deus sono pensieri di vita e di pace. são pensamentos de vida e de paz. Cioè sono gli stessi pensieri di Dio. São os mesmos pensamentos de Deus. Perché noi leggiamo in Geremia 29,11 Nós lemos em Jeremias 29:11 che Dio dice: que Deus diz: io so i pensieri che medito per voi, eu sei os pensamentos que tenho para vocês. pensieri di pace e non di guerra, Pensamentos de paz e não de guerra. per darvi un avvenire e un futuro e una speranza. Para vos dar um futuro e uma esperança. Ovvero i pensieri di Dio Os pensamentos de Deus sono pensieri di vita e di pace. são pensamentos de vida e de paz. Così i pensieri dello Spirito Assim também o pensamento do Espírito. e quindi tutti coloro che hanno lo Spirito Santo in sé Então todos nós que temos o Espírito Santo abbiamo pensieri di vita e di pace. temos pensamentos de vida e de paz. Se tu non eri sicuro di avere lo Spirito Santo che abitava in te, Se você não tinha segurança que o Espírito Santo morava em você, esamina i tuoi pensieri.
Eu gostaria de pedir para você examinar os seus pensamentos. I tuoi pensieri sono pensieri di vita e di pace. Os seus pensamentos são pensamentos de vida e de paz? Ricapitoliamo, allora abbiamo questa creazione Temos essa criação che sta aspettando qualcosa que está esperando alguma coisa dai figli di Dio. dos filhos de Deus. E abbiamo visto chi sono i figli di Dio. Nós vimos quem são os filhos de Deus. Tutti coloro che hanno pensieri di vita e di pace. Todos aqueles que têm pensamentos de vida e de paz. E che cosa sta aspettando la creazione da questi figli di Dio? E o que está esperando a criação dos filhos de Deus? Che i figli di Dio vengano manifestati. Que os filhos de Deus se manifestem. Questo è quello che abbiamo letto in Romani 8:19. Isso é aquilo que nós lemos em Romanos 8 e 19. Sempre facendo un'interpretazione esegetica, come abbiamo detto prima, Sempre fazendo uma interpretação exegética, não cioè sei sì, scusa. se é a mesma tradução em português, exegética, Stessa. Cioè contestualizzata. contextualizada. Che cos'è questa manifestazione di cui la creazione sta aspettando? O que é essa manifestação que a criação está esperando? La manifestazione dei figli di Dio che la creazione sta aspettando A manifestação dos filhos de Deus que a criação está esperando è una manifestazione che avverrà alla fine dei tempi. é uma manifestação que haverá no final dos tempos. Questo in accordo con quello che c'è scritto in 1 Giovanni al capitolo 3. Isso de acordo com aquilo que está escrito em 1 João, Capitolo 3. capítulo 3, Quando Giovanni scrive: carissimi, ora siamo figli di Dio, quando João escreve: caro, somos filhos de Deus, queridos, somos filhos de Deus, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. mas não foi ainda manifestado aquilo que nós seremos. Sappiamo che quando Lui sarà manifestato, Nós sabemos que quando Ele será manifestado, noi saremo simili a Lui. nós seremos iguais a Ele, semelhantes a Ele. Questa è la manifestazione che la creazione sta aspettando. Essa é a manifestação que a criação está esperando. È qualcosa che noi saremo, É uma coisa que nós seremos, ma non soltanto qualcosa che noi saremo, mas não somente alguma coisa que nós seremos, anche qualcosa che noi vivremo. também alguma coisa que nós viveremos. Abbiamo letto prima in Romani 8:18, Nós lemos em Romanos 8:18, il versetto prima del nostro testo aureo, o versículo antes do nosso texto áureo, che dice: infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Questo parla di ciò che saremo, ma anche di ciò che vivremo. Isso fala daquilo que nós seremos, mas também fala daquilo que nós viveremos. Non lo so, prima l'Andrea ministrando la lode Antes a Andrea estava ministrando o louvor e ha parlato di non so com'è stata la vostra settimana. e falou: não sei como foi a sua semana. La nostra è stata un po' difficile. A nossa foi um pouco difícil. E sapete, proprio ieri pomeriggio E vocês sabem, ontem à tarde eravamo in macchina nós estávamos no carro e l'Andrea mi ha detto: e eu disse: mi piacerebbe molto eu gostaria muito che tu predicassi que você pregasse, su Romani 8:19. sobre Romanos 8:19. Quando ho letto il versetto, Quando eu li o versículo, era un versetto molto simile era um versículo muito semelhante al testo che avrei voluto predicare questa sera. ao texto que eu gostaria de ter pregado essa noite. L'ho trovato molto ispirato da Dio, Eu achei muito inspirado do Senhor, de Deus, ma ancora non sapevo mas eu não sabia la gioia che Dio mi voleva portare attraverso questa parola dell'Andrea. a alegria que o Senhor queria me trazer através dessa palavra. Perché quando mi ha detto il versetto, Porque quando eu disse o versículo, io sono andato a leggere tutto il capitolo eu fui ler todo o capítulo e sul momento non mi ha parlato niente in relazione alla mia giornata. e no momento não me falou nada sobre o meu dia. Solo che alla sera Só que de noite noi siamo andati a fare la spesa nós fomos fazer as compras. e usciti dal supermercato Saindo do supermercado, siamo saliti in macchina. nós subimos, entramos no carro. Pensate, erano le 8:30, Eram as 8:30. il supermercato chiudeva alle 8:30. O mercado fechava às 8:30. Siamo saliti in macchina, ho acceso la macchina, Nós entramos no carro e eu liguei o carro, ma la macchina non si accendeva più. mas o carro não ligava mais.
Qualcuno mi ha visto entrare con un altro bolide qua questa sera, con un'altra macchina. Alguém me viu entrar com Ferrari. uma outra Ferrari hoje aqui. E la macchina non funzionava e non so se tornerà a funzionare. O carro não funcionou e não sei se vai voltar a funcionar. E in quel momento ero abbastanza disperato, Naquele momento eu estava desesperado. perché ho pensato a tutte le cose che abbiamo da fare queste settimane, E eu pensei em todas as coisas que nós temos que fazer nessa semana, con tutti i lavori in chiesa, com todos os trabalhos na igreja, le varie visite, i culti in casa, as visitas e os cultos em casa. e restare senza macchina è un grande problema. E ficar sem carro é grande problema. Per questo, Por isso, se c'è qualcuno se tem che alguém, vuole regalare una Jeep chilometri zero, se tem alguém que quer nos dar de presente uma Jeep quilômetro zero, ricevo questa colore, benedizione. esquece, Cambio automatico, così la frizione non c'ha problemi. câmbio automático. E ero abbastanza disperato, il supermercato stava chiudendo, Eu estava desesperado, o supermercado estava fechando. non sapevo come fare sul momento, la macchina non partiva. Eu não sabia o que fazer, a máquina não ligava. Ero lì che facevo su e giù, perché abbiamo parcheggiato anche sottoterra. Eu subia e descia porque nós parquejamos, estacionamos, né, no subterrâneo. E finché stavo scendendo le scale, E enquanto eu estava descendo as escadas, disperato nella mia mente, desesperado na minha mente, mi è venuto in mente questo versetto, veio na minha mente esse versículo. che è il versetto di Romani 8:18, Veio na minha mente o versículo 8:18 de Romanos, che è il versetto prima di quello che Andrea mi aveva detto, que é o versículo antes daquilo que eu tinha dito a ele, che dice infatti: que diz: io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. considero que os sofrimentos do presente não se comparam com a glória que será revelada em nós. Io non lo so quello che tu hai passato questa settimana, Eu não sei aquilo que você passou essa semana. so che ci sono persone che hanno passato da malattie, Eu sei que tem pessoas que sofreram doenças. ci sono persone che oggi non sono potute venire perché sono state male anche venendo in chiesa, Tem pessoas que não conseguiram chegar até na igreja porque passaram mal vindo para a igreja. ci sono persone che hanno avuto problemi grossi con dei documenti, São pessoas que tiveram grandes problemas com documentos. non so i problemi di tutti quanti voi, ma di qualcuno sì. Eu não sei todos os problemas que vocês têm, mas de alguns sim. E quello che posso dirti Aquilo que eu posso te dizer è che ogni sofferenza é que todo sofrimento che tu passi su questa terra que você passa sobre essa terra non si può paragonare alla gloria che ci aspetta lassù in não se cielo. pode comparar a glória que nos espera nos céus. Perché Gesù ci dice quelle belle parole: Porque Jesus nos disse essas bonitas, belas palavras. nel mondo avrete tribolazione, No mundo tereis aflições, ma non preoccupatevi, mas não se preocupem. io ho già vinto il mondo. Eu já venci o mundo. Ma quando Gesù ci dice questo, Mas quando Jesus nos diz isso, non sta dicendo non preoccupatevi, não está dizendo não se preocupem. non avete più tribolazioni. Vocês não vão ter tribulações. Non sta dicendo questo. Não está dizendo isso. Sta dicendo avrete tribolazioni, Ele está dizendo vocês vão ter tribulações. ma io ho vinto il mondo, Eu venci o mundo. ho vinto la morte Eu venci a morte. e attraverso il mio E sacrificio através do meu sacrifício, quello che ti aspetta aquilo que te espera sarà una gloria che non si può comparare con le tribolazioni che será passi uma qua. glória que não se pode comparar com as tribulações que vocês passaram. Amen. Amém? Amen. Amém? Questo è ciò che ci aspetta. Isso é aquilo que nos espera. Questo versetto ci parla sì di quello che saremo, Esse versículo nos fala daquilo que nós seremos, ma anche di ciò che noi vivremo. mas também daquilo que nós viveremos. Ma voglio concludere questa sera Mas eu quero concluir essa noite dando un'interpretazione dando uma interpretação, non tanto esegetica di questo testo, não tanto exegética desse texto, ma di poter trasportare mas de poder transportar questo testo esse texto alla vita di noi oggi. para a nossa vida hoje. Perché se è vero che questa manifestazione di cui ci parla questo versetto Porque se é verdade que a manifestação do que nos fala esse versículo è una manifestazione futura, é uma manifestação do futuro, è tanto vero é verdade che noi oggi, que nós hoje,
come figli di Dio, como filhos de Deus, non possiamo, não podemos, non dobbiamo não devemos, aspettare solamente una manifestazione futura, não devemos esperar somente uma manifestação futura, ma abbiamo il dovere mas temos o dever di manifestarci già de oggi nos manifestar hoje come figli di Dio, como filhos de Deus, perché noi non sappiamo porque nós não sabemos né il giorno né l'ora nem o dia nem a hora che questa manifestazione futura arriverà. que essa manifestação futura vai chegar. E quello che sappiamo E aquilo que nós sabemos è che potrebbe essere molto tardi é que pode ser muito tarde per molte persone. para muitas pessoas. La settimana scorsa A semana passada mi è capitato purtroppo me aconteceu di andare a un funerale di un mio amico, que eu fui no funeral de um amigo, il papà di un mio amico, do pai do meu amigo, una persona di 60 anni uma pessoa de 60 anos che stava benissimo, que estava muito bem, non aveva niente, não tinha nada, da un giorno all'altro è morto, de um dia para o outro morreu, ha fatto un infarto teve um infarto. e noi non sappiamo. E nós não sabemos. Per questo vi dico Por isso eu te digo che noi non sappiamo que nós não sabemos né il giorno né l'ora nem o dia nem a hora di quando Gesù ci chiamerà, de quando Jesus vai nos chamar, di quando sarà questo giorno in cui sarà manifestata la nostra de gloria. quando será esse dia que será manifestada a sua glória. Ho già sentito Eu já ouvi persone accusare noi evangelici pessoas que acusavam nós evangélicos perché dicono che noi evangelizziamo porque dizem que nós evangelizamos con la teologia della paura, com a teologia do medo. perché diciamo se tu non ti converti vai all'inferno, Porque nós dizemos, se tu não se converte, você vai para o inferno. ma questa non è la teologia della paura, Mas isso não é uma teologia do medo. questa è la teologia della Bibbia, Essa é a teologia da Bíblia. questa è la teologia della Bibbia. Essa é a teologia da Bíblia. Nella Bibbia c'è scritto Na Bíblia está escrito che negli ultimi tempi que nos últimos dias saranno aperti molti libri, serão abertos muitos livros, tra i quali il libro della vita, entre esses o livro da vida. e chi non sarà trovato in questo libro E quem não se achar nome nesse livro non farà parte di questa manifestazione futura dei não vai figli di fazer Dio. parte na manifestação dos filhos de Deus. E per questo motivo, E por esse motivo, proprio per questo motivo, próprio por esse motivo, noi non possiamo aspettare nós não podemos esperar di essere manifestati soltanto in quel de se giorno. manifestar somente naquele dia. Noi dobbiamo già manifestarci oggi come Nós figli di temos que nos Dio. manifestar hoje como filhos de Deus. E in che modo manifestarci come figli di E Dio? como nós devemos nos manifestar como os filhos de Deus? Attraverso le buone opere, Através das boas obras, attraverso l'esempio. através do exemplo. Gesù in Matteo capitolo 5 Em Jesus em Mateus no capítulo 5 ci dice una parola molto chiara. nos diz uma palavra muito clara. Voi siete la luce del mondo. Vós sois a luz do mundo. Una città posta sopra un monte Uma cidade colocada sobre o monte non può rimanere nascosta não pode se esconder. e non si accende una lampada Nem os que acendem uma candeia per metterla sotto un vaso, a colocam debaixo de um cesto, anzi la si mette su un candelabro mas no velador. ed essa fa luce a tutti quelli che sono intorno. E assim ilumina todos que estão em casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, affinché vedendo le vostre buone opere glorifichino il Padre. para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai. Com'è che può risplendere la nostra luce? Como é que pode esplender? La nostra luce? Oh, Resplandecer. o engraçado é que os italianos estão me ajudando. Resplandecer. Resplandecer. La nostra luce A nossa luz attraverso le nostre buone opere. através das nossas boas obras. Mi ricordo fino ad oggi Eu me lembro até hoje una parola che ha predicato l'Andrea uma palavra que Andréa pregou su quel versetto che dice: sobre aquele versículo que diz: insegna tuo figlio nel cammino in cui deve andare o sul cammino che deve andare, ensina o teu filho no caminho que deve andar. e anche quando sarà grande non se ne svierà. Quando ele será grande, não vai se desviar.
Questa parola ci insegna che attraverso il nostro esempio Essa palavra nos ensina que através do nosso exemplo, e attraverso le nostre buone opere que através das nossas boas maneiras, che noi possiamo essere luce, nós podemos ser luz. che noi possiamo essere manifestati oggi come figli di Que Dio. nós podemos ser manifestados hoje como filhos de Deus. Lo Spirito Santo ha donato a molti di noi doni spirituali. O Espírito Santo, ele deu a muitos de nós dons espirituais. Quanti di noi non stanno usando questi doni che lo Spirito gli ha dato? Quantos de nós não estão usando aquilo que o Espírito Santo deu? Sembra incredibile perché quando una persona riceve un dono spirituale É incrível porque quando uma pessoa recebe um dom espiritual, dovrebbe essere così gioiosa da usare questo dono tutto il giorno, anche finché dorme. deveria ser tão feliz que deveria usar esse dom todos os dias, até mesmo quando está dormindo. Eppure ci sono molte persone E existem muitas pessoas che non sfruttano questi doni che Dio gli ha que dato, não desfrutam desses dons que o che Senhor deu, trascurano questi doni che que Dio gli ha dato. transcuram os dons. E questo è biblico. E isso é bíblico. Pensate che Timoteo, Pensem que Timóteo, uno dei più grandi pastori della Chiesa primitiva, dos maiores pastores da igreja primitiva, era un ragazzo era um menino che trascurava i doni che Dio gli aveva que dato. transcurava os dons que Deus deu. Tanto che Paolo lo riprende Tanto que Paulo o disse e repreendeu in prima Timoteo capitolo 4, em 1 Timóteo capítulo 4. dicendogli non trascurare il dono che è in te. Paulo repreende Timóteo dizendo não transcurar o dom que Deus que tem em você. Perché i doni spirituali che abbiamo in noi Porque os dons espirituais que nós temos sono un modo in cui noi ci possiamo manifestare oggi come figli di são Dio. o modo em que nós podemos nos manifestar como filhos de Deus. E attraverso questi doni portare persone a Lui. E através desses dons trazer pessoas a Ele. E non sto parlando soltanto di doni come dono di miracoli, cura, profezia e Eu não estou quant'altro. falando somente de dons como dons de milagres, curas e profecias. Ci sono tanti doni di ministeri che Gesù ha dato alla Chiesa São tantos dons de ministérios que Deus deu para a igreja. e probabilmente ognuno di noi possiede questi doni. É provável que cada um de nós temos esses dons. Dono di evangelista, Dom de evangelista, dono di apostolo, dom de apóstolo, dono di pastore, dom de pastor, dono di profeta, dom de profeta, dono di maestro. dom de maestro. Sono tutti doni che lo Spirito Santo ha dato alla Chiesa. São todos os dons que o Espírito Santo deu para a igreja. Quanti pastori ci sono qua? Quantos pastores nós temos nessa igreja? Pastori non siamo io e Andrea perché abbiamo il titolo di pastori. Pastores não somos eu e André porque temos o título de pastor. I pastori sono quelli che hanno quel dono di prendere cura degli altri. Os pastores são aquele que tem o dom de cuidar das pessoas. Questo sarebbe un gran modo per manifestarci come figli di Dio. Esse seria um grande modo de manifestar a glória de Deus. Quanti evangelisti ci sono in questa chiesa? Quantos evangelistas nós temos nessa igreja? Persone che predicano contro il peccato. Pessoas que pregam contra o pecado. E quanti sono nascosti? E quantos se escondem? Questo sarebbe un gran modo per manifestarci come figli di Dio. Esse seria um grande modo de se manifestar a glória de Deus. Quanti profeti ci sono in questa chiesa? Quantos profetas nós temos nessa igreja? Persone che cercano l'allineamento con Dio. Pessoas que procuram um alinhamento com Deus. Parole che portano la parola di Dio. Palavras que trazem a palavra de Deus. E quanti si nascondono con questo dono? E quantos se escondem nesse dom? Questo sarebbe un modo che ci farebbe mostrare davanti a questo mondo Esse seria um modo que nos faria mostrar diante deste mundo, come figli di Dio. como os filhos de Deus. Quanti maestri, quanti apostoli ci sono qua? Quantos maestros, quantos apóstolos nós temos aqui? Persone che ancora non hanno scoperto questo dono Pessoas que ainda não descobriram esse dom, o che stanno trascurando questo ou que dono. estão transcurando esse dom. Questi 5 ministeri, Esses 5 ministérios, questi 5 doni ministeriali esses 5 dons ministeriais, sono doni che probabilmente esistono dentro ognuno di noi. esses dons são provavelmente que existem dentro de nós. E io credo che Dio voglia che noi ci mostriamo oggi come figli di Dio E eu creio que Deus quer que nós nos mostramos hoje como filhos de Deus attraverso questi doni. através desses dons. Io ti chiedo di alzarti in piedi. Se coloquem de pé. Siamo ormai giunti alla fine dei tempi. Nós estamos chegamos ao final dos tempos. Forse tu hai sentito questo per tutta la vita, Talvez você ouviu isso por toda a tua vida. ma come ho detto prima, tu non sai quando sarà la fine tua Mas como eu disse antes, você não sabe como vai ser o teu final, la fine di qualche tuo parente, o final de algum parente, di qualche tuo amico, de algum amigo, di qualche collega di lavoro, de algum amigo de trabalho,
di qualche persona che potresti evangelizzare, de qualquer pessoa que você poderia evangelizar, di qualche persona davanti alla quale alguma pessoa que potresti manifestare come figlio di Dio. você poderia manifestar a glória de Deus. Per mezzo della nostra manifestazione oggi Por meio da nossa manifestação hoje, si deciderà se decidirá in quante persone em quantas pessoas si rivelerà la grande manifestazione finale. vai se revelar a grande manifestação final. Voglio ripetere. Eu quero repetir. Attraverso la tua manifestazione di oggi come figlio di Dio Através da tua manifestação de hoje, de Filho de Deus, si deciderà il numero se decidirá o número delle persone de pessoas a cui la gloria di Dio sarà manifestata alla fine dei tempi. em que a glória de Deus será manifestada no final dos tempos. Dio si vuole usare di te. Deus quer usar você. Non aspettare l'ultimo giorno per manifestare che tu sei figlio di Dio. Não esperar o último dia para manifestar que você é filho de Deus. Manifestalo già oggi. Manifesta hoje. Vivi questi pensieri di vita e di pace Vive esses pensamentos de vida e de paz. e manifesta la gloria di Dio a chi ti sta intorno. Manifesta a glória de Deus a quem está perto de você. Amen. Amém? Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti, Signore, per questa serata, Signore, per ogni parola che può in qualche modo aver toccato il nostro cuore, Signore, la nostra vita, donandoci, Signore, consolazione, ma anche forza, Signore. Anche forza per andare avanti su questo cammino, Signore, anche esortazione e incoraggiamento per mostrare al mondo che noi siamo figli di Dio, Signore, perché noi aspettiamo sì con ansia quel gran giorno finale, Signore, in cui ci sarà una grande manifestazione di noi come figli di Dio, ma Signore, noi sappiamo che già oggi non possiamo restare con la bocca chiusa, già oggi noi dobbiamo manifestarci come figli di Dio davanti a questo mondo, già oggi noi dobbiamo praticare le buone opere, Signore, che tu ci hai dato da fare, già oggi, Signore, noi dobbiamo sfruttare tutti quei doni spirituali, Signore, che tu hai messo in noi e attraverso dei quali, Signore, molte persone potranno essere salvate e fare parte di quella grande manifestazione alla fine dei tempi. Io ti chiedo, Signore, di benedire ogni persona che qua ha ricevuto una parola, Signore, oggi, da ogni terreno fertile, Signore, in cui questa parola può avere messo un seme, Signore. Donaci, Signore, la forza, Signore, per intraprendere, Signore, questa sfida, per vivere su questa terra, Signore, perché anche in mezzo alle tribolazioni noi continueremo a manifestarci come tuoi figli. Anche davanti alle insidie di Satana noi non ci tireremo indietro, Signore, ma continueremo a fare l'opera che tu ci hai chiesto di fare fin dall'inizio: portare vita, portare pace intorno a noi. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Benedici la tua Chiesa. Amen. Stato lontano da me. Il cuore appartiene a te, il cuore appartiene a te, il cuore appartiene a te. Il cuore appartiene a te. La profondità
la paura, e anche se la paura arrivasse, tu sei con me. Non sei mai stato lontano da me. Appartiene a te, il mio cuore appartiene a te, il mio cuore appartiene a te, il mio cuore appartiene a te, e tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. Il mio cuore appartiene a te. Tu che sei figlio puoi dichiarare: il mio cuore appartiene a te. Il mio cuore appartiene a te. Il mio cuore appartiene a te. Il mio cuore appartiene, ti consegno il mio cuore, Signore. Il mio cuore appartiene a te. Il mio cuore appartiene a te. Bene. Ci prepariamo per il momento della Santa Cena. Io invito gli operai che serviranno la Santa Cena a venire qua davanti. Prima Corinzi, capitolo 11, dal versetto 23 in avanti, dice così: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore, finché Egli venga. In questo momento noi ci prepariamo per ricevere questo pane, questo succo, che come noi crediamo sono solo alimenti, sono semplice pane e semplice succo,
ma noi crediamo anche che questi alimenti rappresentano per noi il corpo e il sangue di Cristo. Quello stesso corpo e quello stesso sangue attraverso il quale Gesù ha vinto il mondo. Quello stesso corpo e quello stesso sangue attraverso il quale Gesù ha vinto la morte e ci ha reso partecipi di quella gloria futura che non è paragonabile con le sofferenze dei giorni nostri. Io ti invito in questo momento a prendere con riverenza questi alimenti. Prendi questi alimenti perché sai che Gesù ha fatto qualcosa per te, qualcosa di impareggiabile, qualcosa per il quale noi saremo sempre debitori con Lui. E quello che Lui ci chiede è semplicemente ricordarlo così. Prendiamo in questo momento il corpo e il sangue di Cristo, sapendo che per noi rappresentano qualcosa che è incredibile nelle nostre vite, qualcosa che è fantastico nelle nostre vite, qualcosa che ci può donare cura, qualcosa che ci può donare miracoli, qualcosa che può fare la differenza dei nostri corpi e soprattutto nei nostri spiriti. È Gesù Cristo che vive in noi e in questo momento noi lo prenderemo. Signore Gesù, ti chiedo, Signore, di benedire questo momento, di benedire questi alimenti in modo, Signore, che possano agire dentro di noi in una forma nuova, in un modo nuovo oggi. Ci rendiamo conto, Signore, del sacrificio che Tu hai compiuto sulla croce per noi. Discerniamo così, Signore, oggi questo corpo e questo sangue e sappiamo, Signore, che questo sacrificio ci condurrà a un futuro di gloria insieme a Te, che ogni sofferenza, Signore, che ogni situazione che passiamo oggi non è comparabile con quello che Tu hai preparato per noi lassù. E per questo, Signore, oggi noi Ti vogliamo ringraziare e ricordarti come Tu ci hai chiesto di fare. Benedici questa Santa Cena e benedici tutta la Tua Chiesa, nel nome di Gesù. Amen. Da cruz te morrer, levarei eu também minha cruz, te por de cruz se erigir, dela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário mirante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou.
Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amen, abbiamo preso tutti? Allora tutti insieme, come il nostro Signore Gesù ci ha insegnato, prendiamo questo pane che per noi rappresenta il corpo di Cristo. E dopo il corpo tutti insieme prendiamo questo calice che per noi rappresenta il sangue che Gesù ha versato per noi.
Alziamo in piedi per concludere questo culto. Ringraziamo il Signore per tutto quello che non soltanto abbiamo vissuto in queste 2 ore passate insieme, ma per tutto quello che Lui ha fatto per noi già da più di 2000 anni fa, quando quel giorno Lui è salito su quella croce e ha donato il suo corpo affinché oggi noi potessimo essere qua e un giorno potremo essere là con Lui. Quindi ringraziamo il Signore per questo. Padre, noi ti vogliamo ringraziare con quest'ultima preghiera, Signore, donando a te, Signore, ogni lode, ogni adorazione per tutto quello che tu hai fatto, fai e io credo continuerai a fare per ognuno di noi. Siamo, Signore, sicuri in te, sotto la tua protezione, davanti, Signore, alla tua roccia, Signore, che ci protegge giorno e notte. Io credo, Signore, che ogni casa, ogni famiglia di questa Chiesa sarà benedetta, Signore, da te, sarà benedetta, Signore, dal tuo nome, Signore, sarà benedetta dal tuo Spirito e dalla tua presenza. Vogliamo ringraziarti per questa Santa Cena nel quale abbiamo sentito ancora una volta Gesù Cristo vivere e dimorare in noi. Per questo noi ti vogliamo ringraziare e darti ogni lode e ogni adorazione possibile nel nome di Gesù. Amen. Amen. Prima di salutarci, ci c'è qualche compleanno da festeggiare? Diana non è venuta l'altra volta. Ah, prego, abbiamo un compleanno. Ci possiamo rallegrare insieme. È bello concludere i nostri culti con i compleanni. Ci stanno già dicendo, togliamo gli auguri dalla fine del culto, mettiamoli all'inizio o a metà. Ma ancora una volta faremo gli auguri alla fine del culto, quindi rallegriamoci insieme, sale tutta la banda, cantiamo tutti quanti gioiosamente. Tanti auguri alla nostra sorella, ma prima vi chiedo di alzare le vostre mani verso di lei perché possiate benedire questo nuovo anno che Dio le ha concesso. Signore, mettiamo davanti a te questa sera, Signore, questa tua figlia per un altro anno, Signore, di vita che tu le hai concesso. Noi ti chiediamo, Padre, ogni migliore benedizione che possa venire dal cielo su di lei e sulla sua casa, Signore. Proteggi, Signore, lei e tutta la sua famiglia, dona, Signore, pace, salute, Signore, in questo anno, dona amore, unità, Signore, che il tuo spirito e la tua presenza mai vengano a mancare tra le mura della loro casa e nel suo cuore. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Parabéns pra Allora che il Dio della speranza possa benedire tutti quanti noi, che tutti quanti noi possiamo avere una settimana benedetta da Lui, che salute, pace, prosperità, che amore, gioia e serenità non vengono a mancare nelle nostre case. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo di Dio sia con ognuno di noi e insieme possiamo dire Amen.